In sostanza, avendo visto che è stata avviata questa collaborazione con l'APE FVG per cercare di informare tutti i cittadini e le pubbliche amministrazioni attraverso l'apertura dello sportello Energia FVG sulle opportunità di contribuzione e detrazione fiscale che sono previste nelle norme regionali e statali in materia di energia e efficientamento energetico, è ovvio che è una cosa importante, che non è che siamo contrari al fatto che si informino i cittadini su queste opportunità, ma avevamo una agenzia regionale di diritto pubblico e non privato come APE che si occupava proprio di tutto quello che aveva a che fare con l'energia e quindi le contribuzioni, che era Ares, e che nel dicembre 2015 abbiamo chiuso soprattutto per recuperare un po' di costi, e abbiamo trasferito le funzioni alla Regione, cioè abbiamo riportato in capo alla Regione e ad INSIEL le funzioni. Quindi, avendo appreso di questa collaborazione, volevamo sapere quali sono le motivazioni che hanno spinto la Giunta a collaborare con un'associazione privata anziché appunto quando avevamo Ares. Grazie. Grazie a lei. La parola all'assessore Vito. Gentilissima consigliera, bisogna innanzitutto ricordare che sono i commi 40 e 42 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016 numero 25, legge di stabilità 2017, che prevedono la concessione di un contributo straordinario proprio ad APE FVG per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016. È il caso inoltre di rammentare che tale norma discende da un emendamento, il 4.21 d'Aula, presentato da alcuni consiglieri della minoranza, che prevedeva uno stanziamento pari a 200.000 euro, poi modificato a seguito della mia richiesta a 35.000 euro. L'emendamento è poi stato approvato dal Consiglio, pertanto l'apertura dello sportello Energia FVG non è altro che la declinazione di quanto previsto dalla norma regionale e quindi anche l'individuazione di APE FVG, individuata anch'essa dalla norma sopra richiamata. Grazie. La parola per la replica all'interrogante. Panottini è qua. Prego, Dalzovo. Questo lo sapevo anch'io, nel senso che sapevo perfettamente che c'era una legge regionale che dava un contributo ad APE per svolgere le funzioni per la quale tra l'altro è nata. Quello che io avevo chiesto era appunto perché si è deciso di chiudere una cosa pubblica per affidare un servizio ad un'agenzia, ad un'associazione privata, quindi non mi ritengo soddisfatta della risposta. Grazie.